Io avrei tantissime domande da fare, sinceramente, però preferisco continuare e poi eh, sveliamo l'enigma del titolo di questa relazione. E, dunque, non è stato scelto da me, quindi, però mantengo l'enigma rispetto a chi lo ha scelto, diciamo così. No, però la domanda è molto pertinente perché io all'inizio avrei voluto fare qualcosa sulla ricezione di Po in Cina e avevo trovato anche abbastanza materiale. Poi devo dire che per un senso di pudore dovuto al fatto che non conosco per niente la cultura cinese, più o meno tutto quello che so l'ho imparato oggi, ho pensato che avrei detto delle cose che sarebbero risultate probabilmente ridicole a chi conosce bene questo tipo di cultura. E allora ho pensato di fare invece una cosa più legata al modo in cui Po, così accennata brevemente attraverso delle citazioni, delle cose che ho trovato, il modo in cui Po e la cultura americana hanno visto la Cina all'inizio dell'Ottocento e che cosa la Cina e più in generale l'Oriente hanno significato per una cultura nascente come era quella americana che cercava di affermarsi all'inizio dell'Ottocento. E scusatemi, ma leggo perché così faccio più, non dimentico quello che voglio dire. Allora, in America la Cina e più in generale l'Oriente raccolgono l'interesse degli intellettuali e degli scrittori fin dalla prima fase coloniale, a partire dal Settecento. Quando il 4 luglio del 1776 viene firmata la dichiarazione di indipendenza, che è uno degli atti fondanti di tutta l'ideologia di quelli che saranno poi gli Stati Uniti, Benjamin Franklin, che è uno dei firmatari, paragona l'impero britannico a un fine and noble china vase, cioè un vaso di porcellana, un vaso cinese di nobile e raffinata fattura. Questo paragone apre una strada che vedrà ad esempio un progressivo aumentare dell'interesse per la cultura orientale. Washington Irving, che è un altro scrittore importante del primo Ottocento, scrive delle opere dedicate all'Oriente che fanno di lui uno degli autori più letti di quel periodo, non tanto appunto per il suo capolavoro, che sono i libri di schizzi e lo sketchbook, ma per queste opere di ambientazione orientale, pubblicate tra il 1819 e il 1820. La preferenza del pubblico per le opere di ambientazione orientale, pubblico americano, ci dà un'indicazione riguardo a un mercato editoriale in fermento e totalmente privo di regole, non c'era copyright in quel periodo, che caratterizza appunto il passaggio tra 7 e 800 americano. Quindi le immagini dell'Oriente sono cruciali per costruire la nazione americana e anche la sua ideologia espansionistica. Lungo questa strada naturalmente capita spesso che l'elemento orientale, in particolare quello cinese, sia guardato con sospetto. In Moby Dick, che è forse il romanzo più famoso di tutto l'Ottocento americano, pubblicato nel 1951, Melville, che peraltro aveva avuto i suoi maggiori successi proprio con i primi romanzi che erano di ambientazione esotica, cita una illustrazione poco credibile di una balena, opera di Cuvier, e dice che il narratore dice che era tratta probabilmente da un disegno cinese e commenta: e quanto siano baldanzosi con la matita quei cinesi ce lo mostra una gran quantità di tazze e di piattini. L'esotico dunque si riduce, almeno nel grande capolavoro dell'Ottocento americano, a paccottiglia. Se torniamo indietro di un anno però e guardiamo un altro testo canonico dell'Ottocento americano, che è la Lettera scarlatta di Hawthorne, il narratore dice della protagonista Esther Prynne: c'era nella sua indole qualcosa di ricco, di voluttuoso, di orientale, un gusto per la bellezza sfarzosa che, tranne che nei prodotti squisiti del lago, perché lei cuciva, non trovava nulla su cui esercitarsi negli altri possibili impieghi della sua esistenza. È una citazione secondo me molto significativa. Da una parte conferma l'immagine di un Oriente molto inventato e anche l'equazione esotismo-erotismo, mi collego per quanto debolmente a quanto appena detto, no? Esther, che presumiamo altrettanto voluttuosa e squisita, è condannata, come sappiamo, a indossare una lettera A rossa che denuncia il suo adulterio. Ma dall'altra questa citazione indica che la trama del lago è al contempo un intreccio e una voluta, un ornamento, insomma. E se Esther non trovava nulla su cui esercitarsi negli altri possibili impieghi della sua esistenza, è evidente che Hawthorne ci sta richiamando a una letteratura ricca, sfarzosa non nei temi ma almeno nella forma,
cioè una letteratura americana che al contrario di Esther Prynne possa sfruttare quella bellezza orientale, voluttuosa e squisita per i fini della creazione di una letteratura nazionale. Questo culto dell'ornamento, che non è un culto barocco, è un culto del modo in cui la letteratura è in grado di produrre una linea, una voluta, una metafora, una figura, è molto più problematico quando arriviamo ad Edgar Allan Poe, il quale si richiama alla famosa distinzione di Coleridge tra fancy e imagination per decidere quali siano gli ornamenti che si possono usare nella letteratura americana. E traccia una linea molto netta tra le vecchie trame aristocratiche della letteratura coloniale, che culminano nel romanzo gotico, che peraltro ambiguamente usava anche lui, e quelle che trovava altrettanto insopportabili di una letteratura democratica, una letteratura della folla che, come sapete, ci porta a quel racconto di Poe in cui c'è un personaggio che si aggira per le strade di Londra e il narratore comincia a inseguirlo con un fare un po' da psicologo, ma non riesce a capire qual è il suo mistero. Quindi questo ornamento è in Poe l'elemento che Melville qualche anno dopo farà decadere a una cineseria nella citazione che abbiamo visto, è invece l'arma di una dichiarazione politica e al contempo privata, cioè la dichiarazione di un uomo vissuto all'ombra dell'aristocrazia del Sud, a cui non avrà mai accesso, perché non viene mai adottato ufficialmente dal padre e quindi non eredita le proprietà, e gettato contemporaneamente dai casi della vita in una folla democratica e anonima e odiosa. Sappiamo che Poe è vissuto proprio nella posizione ambigua di chi odia la massa e al contempo vorrebbe incontrarne i favori letterari. L'autore che più di tutti ha contribuito a creare la letteratura di genere, dal noir alla fantascienza ad altri generi che sono stati indicati come una creazione di questo scrittore, è un autore al contempo schifato all'idea che la cultura divenga patrimonio di tutti. Ma naturalmente Poe non parte dalla Cina, il suo è un Oriente variabile, africano ad esempio, il cui principale polo di attrazione è un mistero dai toni metafisici, cioè nel caso più ovvio quello dei geroglifici egiziani che troviamo nel racconto Lo Scarabeo d'Oro. E Poe considera Champollion, l'archeologo che decifra la stele di Rosetta, una delle grandi menti dell'epoca, e il suo doppio narrativo nei suoi racconti sarà proprio il detective Dupin, perché la mente divina, nella poetica di Poe, deve essere in grado di tradurre il mistero dell'universo, e quindi Dupin fa con i crimini quello che Champollion era riuscito a fare con la lingua segreta degli egiziani, che nella, pseudocultura americana dell'Ottocento era la lingua che una volta decifrata avrebbe dato tutte le chiavi per comprendere l'universo. Il criterio di eccellenza a cui vuole arrivare la cultura americana per superare quella europea è legato alla capacità quindi di diventare più orientale, di adottare criteri estetici che sono ritenuti superiori a quelli europei. Non a caso i racconti di Poe vengono raccolti in un volume che si intitola I racconti del grottesco e dell'arabesco, caratteristiche probabilmente ascrivibili a un orientalismo che guardava oltre il gotico e oltre gli stilemi arabeggianti, puntando l'occhio anche verso la Cina e il Giappone. I nomi geografici hanno un valore simbolico, lo sappiamo, un valore evocativo, e scrivendo questo mi è venuto in mente ad esempio il racconto di Joyce in Gente di Dublino, Araby, no? Che è la storia di questo ragazzino che va a vedere questa fiera pensando di trovare qualcosa di totalmente onirico e meraviglioso. Ma anche qui il suo sogno di un orientalismo ricco, metaforico, figurale, si riduce a pochi vasi di porcellana, proprio come quello di Melville. Vi cito il brano: mi diressi verso uno dei chioschi, esaminai vasi di porcellana e servizi da tè a fiori. Notandomi, la signorina venne a chiedermi se desideravo comprare qualcosa. Il tono della voce non era incoraggiante. Guardai umilmente i grossi vasi che si ergevano come sentinelle orientali ai due lati della buia entrata al chiosco e mormorai: no, grazie. Ma se nel Joyce di inizio Novecento le cineserie sono, come già nel caso di Melville, degradate al rango di chincaglierie, quasi un tentativo di affermare la superiorità della cultura europea, nella letteratura americana del primo Ottocento sono al contrario un mezzo per saltare a pie pari la cultura europea, richiamandosi a un altrove sufficientemente lontano da fornire una base per una cultura americana che intende porsi come nuova, come originale,
pur nella consapevolezza taciuta di essere falsamente autoctona. L'Oriente dell'America dell'Ottocento è uno spazio simbolico molto più ampio di quello che abitualmente associamo a questa espressione ai nostri giorni. Include non solo la Cina e il Giappone, ma anche la Persia, l'Africa del Nord, la Russia, la Turchia, l'Egitto e la Terra Santa. Eppure, sebbene l'orientalismo americano dell'Ottocento assuma forme molto diverse, possiede un minimo comune denominatore, e cioè la crucialità dell'immagine di tutto ciò che è Oriente per creare il concetto di una nazione americana. Questo concetto è legato a due altre idee che sono centrali della cultura americana, cioè quella della frontiera e l'ideologia del destino manifesto. No? Gli americani da sempre sono dell'idea di avere un compito, che è quello di comandare il mondo, no? E questo compito affonda qui le sue radici in una visione in cui l'Oriente è un altro da incorporare, secondo quelli che via via prenderanno piede come i contorni dell'imperialismo americano. Al contempo bisogna ricordare la dipendenza culturale dell'America dall'Europa nell'Ottocento, una dipendenza che continua anche dopo la guerra di secessione e la dichiarazione di indipendenza. Proprio contro questa tendenza a riproporre stilemi europei si scaglia ripetutamente Poe, che non riesce mai per mancanza di fondi a creare una rivista che avrebbe dovuto, secondo lui, fissare le linee guida per la creazione di una letteratura americana autentica, e di fatto sarebbe stata una rivista che si sarebbe occupata della prima forma di letteratura americana post-coloniale, perché l'America è un paese post-coloniale dal punto di vista culturale. Nel periodo in cui scrive Poe, i dibattiti sulla possibilità di creare una grande letteratura americana si moltiplicano. Bisogna provare agli europei, ma soprattutto a se stessi, che la letteratura americana ha pieno diritto di appartenere alla cultura delle società avanzate. Emerson e gli altri filosofi trascendentalisti, che Poe, come sappiamo, odia, attingono a piene mani da materiali orientali per operare una forma di colonialismo intellettuale, che da quegli interessi esotici trae delle rassicurazioni sulla propria superiorità. Da questo atteggiamento rigidamente nazionalista Poe si distacca immediatamente, dando a intendere di considerare l'estetica orientale superiore a quella americana. Uno dei suoi racconti, La 1002 notti, è la riscrittura di uno dei testi che in quel periodo raccoglie forse i maggiori consensi tra i lettori americani, cioè La 1001 notte. Con la sua consueta ambiguità, Poe omaggia e riscrive un bestseller straniero, ma non per affermare la superiorità americana, quanto per cogliere nel culto della trama complessa, la trama come grottesco, come ornamento, come arabesco, la possibilità di una letteratura nazionale che non sia una questione di passaporti, ma di riscrittura dei generi secondo forme nuove, insolite, libere da quell'attaccamento alla cultura inglese e europea che Poe odiava. In questo senso Poe sembra dire che l'unica possibilità che l'America ha di rendersi forte dal punto di vista culturale consiste nel riconoscere che il comportamento umano è un universale e che il genere umano reagisce alla vita esattamente allo stesso modo che si trovi in Virginia o in Cina. Ne esce dunque, con questo racconto, Le 1002 notti, una satira di quel nazionalismo letterario che faceva leva sulla paura americana di tutto ciò che è straniero, una paura che conosciamo bene anche noi, e una satira con la quale Poe sembra voler ricordare alla cultura americana che la conoscenza trascende i confini nazionali. Quindi il suo, potremmo dire, è un nazionalismo internazionalista, come si vede anche da altri racconti, l'Aegia, che è ambientato metà in Inghilterra, metà in Germania, o appunto le detective stories, che sono ambientate a Parigi. E questo proprio in un momento in cui gli intellettuali americani si sforzavano di creare un'identità culturale attraverso un processo di nazionalizzazione. Il tutto, naturalmente, senza dimenticare che i proprietari delle riviste su cui Poe scriveva sapevano bene che i temi orientali aumentavano le vendite e gli abbonamenti. Poe ha sempre questo elemento ambiguo, no? Da una parte fa delle grandi dichiarazioni filosofiche e dall'altra poi va a scrivere quello che pensa lo potrà fare diventare ricco o perlomeno un po' meno povero. I suoi racconti del terrore sono esattamente così, sono delle prese in giro del racconto gotico, però fatte in modo che il lettore non si accorga che sta prendendo in giro il racconto gotico, perché il racconto gotico è quello che il lettore vuole, lui glielo dà, però producendolo sempre come qualcosa che non ha più senso, che sta per morire, come il frutto di un'estetica europea che non ha più nessuna ragione di essere.
Nel 1938 Poe pubblica il suo unico romanzo, si intitola Il racconto di Gordon Pym, con l'intenzione anche qui di sfruttare una moda esotica, e si dilunga in una lunga descrizione della biche de mer, che poi sono le coquille Saint-Jacques, cioè sono dei molluschi molto noti sul mercato cinese, e parla appunto di questo prodotto che è così famoso in Cina. Però cinese per Poe spesso è sinonimo di incomprensibile. In un altro racconto, L'algero del bizzarro, il protagonista, come tanti suoi protagonisti ubriaco, si mette a leggere un giornale ma non ci capisce nulla a causa della sua condizione di ubriacatura, e dice: lo lesse senza capirne una sillaba e valutando dunque la possibilità che fosse scritto in cinese. In un altro racconto, in cui prende in giro il gusto per il racconto gotico, la protagonista fa un discorso totalmente insensato e il narratore dice che questo brano non può che darci un riferimento all'inizio del terzo volume del Jogos Law. Jogos Law è una parola che onomatopoeticamente potrebbe richiamare qualcosa di cinese, ma in realtà è semplicemente la frase Joe go slow, cioè Joe vai piano. Quindi c'è sempre questo elemento parodico, ironico. In un altro testo, Come scrivere un articolo alla Blackwood, in cui il narratore spiega a questa donna come può diventare famosa prendendo tutte le cose più banali che si scrivono sulla rivista Blackwood, che è specializzata in racconti gotici, gli dice di usare delle espressioni piccanti, citando magari il nobile racconto cinese Zhu Qiao Li, che è un romanzo, che sicuramente ho pronunciato male, un romanzo cinese pubblicato in francese nel 26 e tradotto in inglese nel 27. Infilando queste parole con destrezza rivelerete la vostra profonda conoscenza del cinese. Potrà bastarvi. A quel punto potrete fare a meno dell'arabo, del sanscrito o del Chickasaw o dei Pelle Rossa. Però stiamo attenti, non si tratta di una presa in giro del cinese o della cultura cinese, ma di riferimenti sdegnati e ironici al provincialismo degli americani, la cui ignoranza chiede costantemente sensazionalismo ed erudizione, meglio se finta, non di certo genuina come quella di Dupin. Su un piano più profondo la Cina è citata in un racconto più filosofico, Il colloquio di Monos e Una, in cui il narratore spiega che la storia della terra mi aveva insegnato ad attendermi la più vasta rovina come prezzo della più alta civiltà. Avevo attinto il presentimento del nostro fato paragonando la Cina, semplice e paziente, con la Siria degli architetti, l'Egitto degli astrologi e la Nubia, tra loro la più ingegnosa, turbolenta madre di tutti gli artefici. E poi prosegue dicendo che nel mondo occidentale non ci può essere altra rigenerazione che la morte, che di nuovo è un'idea che si collega in parte a quanto è stato detto prima. Perché l'uomo, in quanto razza, non si estinguesse, dice il narratore, capivo che doveva nascere di nuovo. Quindi qui la Cina, semplice e paziente, si salva dalla necessità di questa catastrofe rigeneratrice che aspetterebbe invece il mondo contemporaneo. Un ultimo racconto che mi sembra interessante sotto questo aspetto è A Tale of the Ragged Mountains, il racconto delle montagne frastagliate. Le Ragged Mountains è una piccola catena montuosa della Virginia e il protagonista è questo Auguste Bedloe, una persona che soffre di disturbi nervosi e che viene curato con l'ipnosi e con il mesmerismo, che in quel periodo andava molto di voga, dal suo amico. Una sera, tornando da una passeggiata su queste montagne, racconta di aver avuto un'esperienza liminale che lo ha portato in una lontana città orientale dove si è visto combattere e morire nel corso di una battaglia. Udita la storia, il dottore gli dice che quel fatto si è verificato realmente 47 anni prima, a Benares, in India, e che vi aveva trovato la morte un suo amico ufficiale di nome Oldeb, che è il contrario di Bedloe, scritto al contrario. E infatti alcuni giorni dopo Bedloe muore in circostanze che ricordano proprio la caduta in battaglia di quell'ufficiale. Vi leggo brevemente il brano perché, pur essendo riferito all'India, vi dà l'idea di come l'Oriente, negli scrittori americani dell'Ottocento, sia un mix di tante cose che si sovrappongono, una specie di pastiche. Non uso la parola postmoderno perché ho deciso qualche anno fa che non l'avrei più usata. Allora, mi trovai ai piedi di una montagna lungo la quale si stendeva una pianura immensa percorsa da un fiume maestoso. In riva al fiume sorgeva una città d'aspetto orientale, quale si legge descritta nelle Mille e una notte, ma di carattere ancora più singolare. Qui devo dirvi che quando Poe usa la parola singular intende divino. E infatti Dupin è molto bravo nel gioco della dama,
perché sa come mettere in fila i pari e i dispari, i neri e i bianchi. È un gioco che Poe ripete in tanti suoi racconti, no? La mente superiore è la mente che è in grado di cogliere l'elemento singolo che risolve tutto il sistema. Quindi quando dice singular sappiamo sempre che c'è un elemento metafisico. Dal mio posto che sovrastava la città potevo scorgerne ogni angolo come se l'avessi avuta disegnata su una carta dinanzi a me. Le vie sembravano innumerevoli e si incrociavano irregolarmente. Si sarebbero detti lunghi e tortuosi viali e formicolavano di gente. Vedete come ci sono tutti i cliché sull'Oriente, no? Le case avevano uno strano aspetto pittoresco, tutte balconi, verande, minareti, logge e ornatissimi balconi. Abbondavano i bazar con le più lussuose mercanzie, sete, mussoline, lame scintillanti, gioielli e gemme. Poi va avanti parlando di dame velate, elefanti dalle sontuose gualdrappe, idoli grotteschi, che è un'altra parola usata non a caso, tamburi, tam-tam, picche, mazze dorate, bastoni. E in quella folla, tra quel clamore, tra miriadi di uomini neri e gialli, quindi vedete che non è proprio solo l'India, si aggirava una moltitudine senza fine di bovi sacri, mentre legioni di sudice scimmie, anch'esse sacre, si arrampicavano urlando e strepitando. Mi fermo qui, anche se la citazione è più lunga ed è divertente, no? Però, come dicevo, ci troviamo di fronte a un miscuglio, di fronte a un pastiche di tutto quello che è orientale, di tutto quello che gli americani del primo Ottocento percepiscono orientale. Una Cina o un'India globalizzate, no? Che sono, dovunque tu vada sulla cartina, uguali. Vi si coglie un atteggiamento ironico verso ogni forma di esotismo, che è relegato qui infatti nel contesto privato del sogno, e per di più del sogno di una persona che ha dei disturbi nervosi. Cina e Oriente non rappresentano per Poe dei luoghi inferiori, è il modo in cui sono letti dagli americani a renderli tali. È l'atteggiamento citazionista della cultura americana del periodo, il timore di prendere in mano il proprio destino culturale e di tessere usando un ago americano, tanto per riprendere l'immagine della lettera scarlatta, anziché affidarlo a criteri estetici estranei e tra l'altro desueti. L'Oriente americano è il sogno di una mente malata, questo sembra dirci Poe con questo racconto. Un altro elemento, si è parlato di donna e di femminile, anche se non è in questo caso legato propriamente alla detective story, però è evidente che l'orientalizzazione del mondo nell'Ottocento americano genera un mondo femminile, un mondo appunto arabescato, fatto di volute, fatto di seduzione, privo di spunti analitici, dominato proprio da quella che Poe tutto sommato odiava, no? La fancy di Coleridge, l'incapacità di immaginare qualcosa, ma soltanto la capacità di combinare degli elementi già preesistenti. Quindi è come un racconto noir che racconta di uomini femminizzati, valga per tutti l'esempio di Usher, no? Che è un vecchio aristocratico effeminato, e che si oppone al personaggio elevato del racconto giallo, di nuovo il detective Dupin, che sa giocare con le parole. Nella lettera rubata Dupin mette la lettera sul caminetto e nel testo inglese dice che viene sigillata con del pane, ma in francese avec du pain, no? E quindi il sigillo di pane non è altro che il raddoppiamento linguistico del suo nome. È pieno nei racconti di Poe di giochi di questo genere. Ma Dupin, oltre a cogliere questo divertimento con le parole, sa anche cogliere gli aspetti di una realtà arabescata e grottesca, riuscendo a riconoscere la deviazione dall'armonia del sistema. Quella deviazione, una volta scoperta ed esposta, rivela il crimine. La confusione e il dettaglio che il lettore americano legge erroneamente nel mondo orientale cinese, la visione di un altrove caotico da cui il privato sembra essere scomparso per lasciare il posto a un flusso continuo e confuso, che poi è il modo in cui ci viene presentato anche il mondo arabo dalla televisione, no? Noi vediamo, sembra che nel mondo arabo siano tutti sempre per strada a urlare, a bruciare bandiere americane, che non abbiano una vita privata, no? Quindi questa è un po' la visione americana già di quel periodo, ma tutto questo non è altro che l'involucro esterno di un sistema che aspetta però il colpo di genio individuale per rivelare la sua armonia, un'armonia che risponde a una causalità investigativa, geniale, individuale e non poliziesca, no? È Dupin che ha sempre la meglio sulla polizia. Concludo quindi parafrasando una famosa frase di Poe che diceva: «Il terrore non è della Germania ma dell'anima», affermando che l'Oriente per Poe non è della Cina ma è dell'intelletto o dell'anima. Grazie.
Manderei tutte le domande a chiusura degli interventi, così le compattiamo. Io purtroppo mi devo scusare, ma causa babysitter fuggita non so con chi, devo tornare a casa perché è una bambina piccola che non posso lasciare ulteriormente da sola. Quindi vi ringrazio, scusatemi, ma devo Grazie. scappare. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Ci sono. Ci sei. Allora, ti lascio la parola. Basta, ti lascio la parola. Grazie mille. Bene, allora a me l'incarico abbastanza gravoso di chiudere la giornata senza far addormentare nessuno. E intanto voglio fare una premessa. Oltre al fatto che evidentemente i sinologi amano i PowerPoint, perché sia Lavinia sia io ci siamo buttati sulla tecnologia, volevo anche fare una premessina. Io, come diceva anche Daniela all'inizio presentandomi, non sono, diciamo che sono prestato al giallo, ecco, in maniera abbastanza marginale e comunque solo in tempi recenti. Il mio interesse è proprio la letteratura moderna e contemporanea e poi ultimamente, ecco, mi sono buttato un po' sullo studio della letteratura di genere che sto continuando, non solo il giallo, ma anche il giallo cinese. Quello che vi voglio fare oggi in realtà è un quadretto abbastanza sintetico, forzatamente sintetico, e una carrellata sugli sviluppi, sulle varie forme che ha assunto la letteratura di crimine e del giallo inteso in senso molto molto ampio nel XX secolo e nei primi anni del XXI secolo, quindi focalizzandomi su alcuni, diciamo, su alcune pietre miliari, ecco, mettiamola così. Allora, già il fatto che in Cina la terminologia per definire i generi appunto della letteratura di crimine in senso lato sia variegatissima ci dice molto sulle declinazioni del genere. Quindi, vedete, non vi voglio ammorbare con dettagli tecnici, però vedete che ci sono un sacco di diversi modi per dire, per descrivere o definire diversi tipi di romanzo di genere, appunto. E io voglio cominciare comunque, voglio entrare proprio nell'argomento e dirvi qualcosa su come comincia il XX secolo per quanto riguarda il giallo cinese. Non si può non cominciare se non da un personaggio che Maurizio Gatti qui conosce molto bene, perché ha avuto la bontà, diciamo, di renderlo disponibile al pubblico italiano per via di una traduzione inglese, ed è il padre del giallo cinese, ovvero il buon Chen Xiaoqing. Allora, è un personaggio un po' particolare, un autore prolificissimo, non particolarmente originale secondo i nostri standard di lettori abbastanza smaliziati e che hanno avuto un'infarinatura, o meglio, che hanno conosciuto Sherlock Holmes e tutta la serie di Arthur Conan Doyle, però nel suo contesto assolutamente innovativo. Perché? Perché è il primo autore a introdurre in Cina una letteratura, una detective story modellata su appunto uno schema, un modello importato, che è appunto il modello dei racconti e dei romanzi che vedono protagonista Sherlock Holmes. Quindi il povero Chen Xiaoqing è un autore che scrive una quantità mostruosa di racconti, e non solo, è anche un traduttore molto prolifico, e guarda caso lui, insieme a un team abbastanza nutrito di altri suoi sodali, si mette a tradurre a partire dal 1916 l'intera opera di Conan Doyle su Sherlock Holmes. E nel corso degli anni viene pubblicata appunto la raccolta in 12 volumi di Sherlock Holmes, che è il frutto di queste fatiche congiunte, ecco, di Chen Xiaoqing e di altri suoi colleghi. Evidentemente ispirato da questa esperienza, comincia anche lui a scrivere. E quindi
Lui ha cominciato a scrivere nei primissimi anni 10, ma racconti che non avevano un legame particolare con il giallo, se non che anche, e probabilmente decisamente a causa di questo suo interesse di traduttore, comincia a scrivere dei racconti gialli che sembrano veramente le versioni cinesi localizzate, diciamo così, in una Shanghai moderna dei racconti di Conan Doyle. Addirittura c'è quello che identifica questi suoi racconti è anche la presenza di un detective che sembra veramente la versione cinese di Sherlock Holmes. È questo Huo San, che tra l'altro già a partire dal nome non sembra molto cinese, perché Huo San tra l'altro è anche la trascrizione del nome di Hawthorne, che è stato citato prima. Questo è forse un caso, forse no. Comunque non è un nome che suoni molto cinese, sembra proprio la trascrizione di un nome occidentale. E anche le abitudini, il modo di ragionare, il modo di fare di questo detective sono assolutamente poco cinesi e molto, molto anglofile, per non dire altro. Tra l'altro, ecco, Chen Xiaoqing è anche uno dei primi a capire il potenziale del giallo al cinema, perché lui fin dalla metà, fine anni 20, comincia a scrivere in vista proprio della resa cinematografica di alcuni suoi racconti e collabora con i registi che traspongono al cinema le sue opere. Ecco, questi sono, giusto per svegliare un po' la platea, sono alcune immagini di appunto sue raccolte. Ecco, vedete il primo è uno dei capitoli, ecco, della saga di questo Huo San, e poi abbiamo le versioni invece delle raccolte tradotte, una in inglese e poi la versione italiana uscita appunto per Obarò. Ecco, Chen Xiaoqing domina per tutti gli anni 20 e 30, finché diciamo in quel periodo tra la fine degli anni 30 e la metà degli anni 40 tutto quanto in Cina subisce una battuta d'arresto a causa appunto della guerra contro il Giappone che si combatte tra il 37 e il 45, e non solo. Dal 45 in poi fino al 49 la Cina è anche presa nel turbine della sua guerra civile, per cui era un periodo in cui diciamo che la vita culturale e letteraria certo non era morta, ma era messa in seria difficoltà dalle questioni interne e non solo. Dopo la fondazione della nuova Cina, quella che i cinesi chiamano appunto la nuova Cina, ovvero la Cina, la Repubblica Popolare Cinese fondata nel 1949, ecco si torna a scrivere moltissimo. Ovviamente il Partito Comunista ha preso il potere e diciamo che continua a fare quello che ha fatto per da una decina d'anni prima, cioè cercare di indirizzare in modo molto preciso, con delle direttive molto precise, la produzione artistica e letteraria. In questo periodo quindi la letteratura, ma le arti in generale, subiscono pesantemente l'influsso delle teorie sovietiche. Il giallo ne paga un po' le conseguenze, perché viene visto come un prodotto della cultura borghese. Tra l'altro, diciamoci la verità, il crimine in una perfetta società socialista come era quella ideale nata dalla fondazione della nuova Cina non poteva semplicemente esistere. Se c'erano dei criminali, di certo non erano criminali interni. Il crimine poteva venire soltanto dall'invidia e dalla cattiveria delle nazioni imperialiste che cercavano di rovinare il sogno cinese, ecco, di una nazione dove il socialismo era divenuto realtà. E quindi in questo periodo, negli anni 50, si diffonde un genere particolare che è quello del cosiddetto romanzo di controspionaggio, in cui i protagonisti sono sempre degli ufficiali dell'esercito o delle forze armate o della polizia cinese, personaggi tutti d'un pezzo, assolutamente
dalla moralità impeccabile e inattaccabili da qualunque punto di vista, che combattono sempre con efficacia naturalmente le minacce che vengono dall'estero. Quindi vi lascio immaginare il livello letterario di queste produzioni, che sono numerosissime. Negli anni 60, ecco, nei primi anni 60, sembra, e qui mi ricollego a quello che si diceva prima, sembra che ci sia un'apertura, sembra che, come in Italia appunto il giallo sotto il fascismo, sembra essere spinto, sembra che gli venga dato un impulso, perché si amplia anche lo spettro un po' dei temi, non solo più appunto controspionaggio, ma anche la vita dei poliziotti, il procedurale comincia a nascere in questo periodo, tra l'altro, e non ci sono più soltanto crimini che vengono risolti, ma anche crimini economici, per esempio delle grandi truffe. Sembra che venga dato un impulso, ma pochi anni dopo, subito dopo la metà del decennio, ecco che tutto si blocca di nuovo, perché appunto con il lancio da parte di Mao del progetto folle e però onnicomprensivo della grande rivoluzione culturale, tutta l'arte, tutta la letteratura e quindi il giallo, soprattutto il giallo, viene completamente messo al bando. Ora l'arte e la letteratura devono essere un'arte e una letteratura create dalle masse per le masse. Ecco, qua vi ho messo un manifesto dell'epoca in cui si dice appunto che la filosofia diventi l'arma tagliente, diciamo, o appuntita nelle mani delle masse. Quindi non certo il romanzo giallo, ma le citazioni del presidente Mao. Quindi tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 il giallo in tutte le sue forme, persino quelle che erano andate fortissimo prima, quindi il controspionaggio, muoiono, almeno ufficialmente. Perché? Perché ufficiosamente, quindi nell'intimità delle camerette di alcuni aspiranti scrittori cinesi, qualcuno più dotato, qualcuno meno, si continua a scrivere moltissimo. E questo è il periodo dei cosiddetti manoscritti clandestini, che veramente si tratta di una produzione appunto clandestina, che non era, almeno in quel momento, destinata a una pubblicazione. Alcuni di questi in realtà poi sono stati ripresi, adattati, pubblicati, eccetera. Cos'è interessante? Che molte di queste storie effettivamente sono delle storie di investigazione, alcune ambientate tra l'altro nel periodo repubblicano, quindi nel periodo compreso tra il 1911 e il 1949. Non c'è anche in questo momento grande qualità, molti erano scrittori che scrivevano veramente per trovare uno spiraglio, una finestra di respiro, ecco, in una situazione politica veramente pesante. Però, ecco, anche in questa produzione clandestina qualcuno spicca, ecco, qualcosa di meno peggio del solito c'è. E qui si ricorda, gli specialisti cinesi lo ricordano sempre, è questo romanzo molto molto famoso che è appunto Una scarpetta ricamata, quindi di Zhang Baozhui. Perché ho messo 71-74? Perché l'autore comincia a scriverlo appunto in forma clandestina nel 71, poi lo riprende a più riprese fino a dargli una forma definitiva nel 74. E questo è uno degli esempi di romanzi che invece ce l'hanno fatta, ecco, sono sopravvissuti alla rivoluzione culturale e dopo la fine di questa esperienza traumatica nel 76, almeno questa è la data ufficiale della sua fine, hanno trovato una pubblicazione effettivamente e un successo veramente molto molto di grandissima diffusione. Ne sono stati ricavati film, serie TV, un po' di tutto. Qui vi ho messo la copertina di una specie di striscia di fumetti con il titolo leggermente modificato, ma tratto sempre da questo romanzo.
Quindi, dopo la fine della rivoluzione culturale, con la morte di Mao e l'avvento del suo successore Deng Xiaoping, c'è un'apertura. Infatti, il periodo di governo di Deng Xiaoping è ricordato proprio perché corrisponde con il lancio delle cosiddette politiche di riforma e apertura. Anche le arti, anche la letteratura ne beneficia. Si riprende finalmente a pubblicare, si riprende a scrivere, si trova e si dà giustizia anche alla dimensione commerciale della letteratura. Finalmente, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, gli scrittori scrivono anche per guadagnare e non soltanto per costruire la grande causa socialista. I primissimi anni 80, per quanto riguarda il giallo, vedono un enorme boom delle traduzioni, ma soprattutto delle vendite. Ecco, se i racconti che vedevano protagonista il nostro buon Sherlock Holmes erano già diventati popolari nel periodo repubblicano, in questo periodo qui conoscono una seconda giovinezza, e quindi tra l'80 e l'81, questi sono i numeri, vengono venduti 8 milioni e mezzo quasi di copie di opere di Conan Doyle e poco meno delle opere di Agatha Christie. Quindi vedete, anche questo testimonia un rinnovato interesse del pubblico cinese per questo tipo di storia. In questo periodo predomina un particolare tipo di romanzo giallo, che è quello che in cinese viene chiamato romanzo legale poliziesco, a volte semplicemente romanzo legale o del sistema legale. E questo è abbastanza singolare, è un tipo di genere che viene prodotto da poliziotti o da persone che hanno un'esperienza, un background nella polizia o in alcuni casi nell'esercito, e vengono pubblicati su riviste ufficiali. Per esempio qui vi ho messo questa qui, Zhuo Muniao, in inglese appunto viene chiamata woodpecker, quindi picchio. Perché questo titolo? Perché il picchio è proprio quello che, andando col suo beccuccio nei buchi del legno, tira fuori gli insetti nocivi, e questo era lo scopo proprio di questa letteratura, una letteratura che mettesse a nudo le storture della società, stanando gli elementi antisociali e i mali appunto della società. Quindi si tratta di una letteratura che è, diciamo così, non molto libera nei temi, anzi i temi sono piuttosto ripetitivi, le trame non sono particolarmente originali, però si tratta se non altro di un genere che contribuisce a una rinascita veramente del romanzo giallo, del legale poliziesco in questo caso. Sempre negli anni '80, ecco, cominciano a nascere diversi autori che hanno un successo, che registrano un successo veramente incredibile. Qui ovviamente non vi ho citato tutti quanti, vi cito soltanto Ye Yonglie, che è l'autore, diciamo, una versione anni '80 dei romanzi appunto di Chen Xiaoqing, che a sua volta riprendeva Conan Doyle. Ye Yonglie scrive una serie di romanzi che vedono protagonista questo detective, questo Jin Ming, che nella critica cinese viene definito a volte lo Sherlock con un PhD, oppure lo Sherlock scientifico, o altre diciamo definizioni più o meno fantasiose. Tra l'altro vedete che il suo nome, Ming, il suo nome proprio è quello di illuminato, di intelligente, eccetera, eccetera. Perché è una figura particolare? Perché intanto riprende la tradizione del detective pieno di hobby, che è bravissimo in tutte le discipline scientifiche, con passioni le più variegate, dal basket agli scacchi, alla danza, eccetera, eccetera, ma anche perché riprende alcuni tratti del magistrato dei romanzi Gong'an premoderni cinesi. Infatti, in molti casi, la soluzione del caso non viene da un'analisi puntuale dei fatti, ma da una qualche ispirazione di qualche genere, da un'illuminazione che non sembra avere nessun contatto con la realtà, ma che
in un modo che a noi lettori più o meno smaliziati potrebbe sembrare un po' forzato, lo fa arrivare alla soluzione del caso. In ogni caso si tratta di una figura che, se comparata con con i protagonisti dei romanzi di controspionaggio oppure quelli successivi che sono emersi in epoca maoista, è completamente diverso. Sempre in questo periodo si afferma anche il genere proprio del romanzo cosiddetto procedurale, che quindi si concentra sul lavoro di polizia. C'è un'attenzione rinnovata, e questo potrebbe sembrare strano, ma a ben guardare non lo è, sulla critica sociale. Da una parte c'è un forte realismo, perché, come dicevo prima, gli scrittori sono anch'essi poliziotti, conoscono benissimo le procedure e la vita dell'investigatore. Dall'altro però c'è una componente critica molto forte, quindi il picchio di cui vi dicevo prima è un po' il simbolo, ecco, di questi nuovi scrittori che con la loro opera cercano di mettere a nudo quello che non va nella società. Per esempio, comportamenti corrotti, insabbiamenti della realtà, comportamenti stravaganti dei figli degli alti quadri di partito, eccetera, eccetera. E anche qui, in questo filone qui, si inserisce perfettamente un altro scrittore che è famosissimo per chi ama il genere, e il suo romanzo in particolare, Poliziotto in borghese. Stiamo parlando di Liu Haiyan. Il romanzo è dell'86, non fatevi ingannare dal borghese, perché in realtà il poliziotto è quasi sempre nel suo ufficio e in uniforme. Poi verso la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 si afferma poi un genere che, anche se non è veramente di una detective story, conosce una popolarità incredibile, che è il cosiddetto romanzo di anticorruzione. In realtà, per quanto si sembri, almeno dal titolo, dalla definizione, molto diverso da quelli che abbiamo visto finora, non è poi così distante appunto dal procedurale o addirittura da alcune storie che sembrano riprendere un po' i modelli tradizionali del, appunto, romanzo il cui protagonista è il magistrato che risolve dei casi. L'unica differenza, se vogliamo, è che qui i comportamenti corrotti sostituiscono il crimine, il delitto vero e proprio. Questa corruzione in cinese, all'epoca come adesso, può indicare uno spettro veramente pressoché infinito di comportamenti. Tutto quello che rientra in questa etichetta in realtà è un abuso di potere di qualche genere, che sia corruzione come la intendiamo noi, che sia diciamo così, comportamenti stravaganti, quindi eticamente poco corretti, che sia peculato, che sia qualunque cosa. Tutto questo può rientrare nel romanzo di anticorruzione. E adesso io voglio chiudere vedendo velocemente tre scrittori che invece hanno dominato e che continuano a dominare, soprattutto due di loro, gli ultimi anni, diciamo dagli anni 2000 in poi. Allora, uno di questi è He Jiahong. Allora, He Jiahong non è soltanto uno scrittore, è noto soprattutto per essere un esperto di diritto. Diciamo, se Renzo Cavalieri scrivesse dei romanzi gialli, probabilmente potrebbe essere associato a questo personaggio. Insegna all'Università del Popolo di Pechino, è un professore affermato, uno studioso molto affermato, e nel suo tempo libero scrive romanzi ambientati proprio tra tribunali, circoli di avvocati, eccetera. Quindi non si concentra tanto sul processo di investigazione, quanto sulla vita proprio vera e propria degli avvocati e dei magistrati. C'è un autore anche che si occupa di questo ambito qui, che scrive dei romanzi ambientati tra i corridoi dei tribunali, che è Murong Xuecun, ma l'atteggiamento è completamente diverso. Se in questo Murong Xuecun gli avvocati sono regolarmente corrotti e fanno una vita dissolutissima tra
prostitute, scambi di favori, veramente di una trasparenza pari allo zero. L'avvocato protagonista della serie creata da He Jia-hong, che è Hong Jun, è invece un avvocato tutto d'un pezzo, moralmente ineccepibile, che indaga su dei casi per lo più di mala giustizia. Lui riapre dei casi a titolo personale per scoprire veramente quale sia stata la verità. E questi casi lo costringono a rivivere delle esperienze nazionali e personali anche molto molto dolorose. Per esempio in Crimine di sangue, senza volervi fare nessuno spoiler, riaprendo questo caso, un caso che appunto era stato chiuso ingiustamente, cerca di indagare il passato tenebroso e molto molto doloroso di uno dei protagonisti ai tempi della famosa rivoluzione culturale. Questo è un romanzo che è stato tradotto anche di recente in inglese, e c'è anche una traduzione francese, mentre in italiano esiste la traduzione di un altro dei romanzi della serie, non di questo qui, con il titolo La donna pazza. Credo che sia uscito per Mursia, forse nel 2007-2008. L'altro autore di cui vi voglio parlare in particolare, e qui ormai penso che concluderò, è lo scrittore di crime fiction cinese per eccellenza. Ormai sono anni che Mai Jia, questo è il suo nome, domina assolutamente la scena in Cina. Quando si parla di romanzi gialli / thriller / noir, ti dicono subito i romanzi di Mai Jia. Ecco, anche questo è un personaggio molto molto prolifico e lui scrive da anni con una regolarità che ha dell'incredibile dei thriller un po' a metà tra il thriller e la storia di spionaggio. Ultimamente, tra l'altro, ha optato per un filone storico, per cui molti dei suoi ultimi romanzi sono ambientati ancora in epoca repubblicana. Tra l'altro la fama di questa sua produzione è aumentata, diciamo che le due cose si nutrono a vicenda, grazie alle trasposizioni cinematografiche e in serie TV che, come forse sapete, in Cina sono popolarissime e hanno un successo incredibile. Quello che è interessante dei suoi romanzi è che sono sempre caratterizzati da un'ambiguità di fondo che li avvicina appunto molto al genere noir. Non c'è nessun intento patriottico, anche se sono ambientati in un periodo in cui si formava la nazione cinese. Quello che interessa all'autore è proprio la costruzione della suspense, la costruzione di trame complesse, il colpo di scena, l'ambiguità morale dei personaggi, eccetera. Pensate, vi faccio il collegamento più immediato, penso che molti di voi abbiano visto il film di Ang Lee, Lussuria, forse. Molti? Qualcuno? Qualcuno forse l'ha visto. Ecco, ambientato anche quello in epoca repubblicana. Ecco, chi ha idea dell'ambientazione, del tipo di trama di quel film lì, può farsi un'idea abbastanza approssimativamente fedele del tenore dei romanzi di Mai Jia. E qui vi volevo parlare di Xiao Bai, ma penso che non lo potremo fare, e quindi vi lascio solo la slide per chi avesse interesse a fare qualche lettura. Lo faccio anche perché sono di parte, avendolo tradotto ed avendo dedicato 6 mesi della mia vita, soprattutto le notti, a questo autore, ci sono abbastanza legato. Però ecco, io vi volevo ringraziare, spero che nessuno si sia accasciato sulla sedia nel frattempo. Vi volevo ringraziare e chiudere qui questa giornata ringraziando ancora una volta Daniela per aver permesso tutto questo, e ovviamente i miei colleghi e il pubblico che ha resistito finora. Grazie ancora. Grazie Paolo. Mentre accendiamo, invito Michela a sedersi qui al tavolo. A proposito del contatto fra Occidente e Oriente, un piccolo aneddoto: 2 anni fa, con una grandissima cerimonia a Pechino,
un grande editore di Pechino ha acquisito i diritti per tradurre in cinese tutti i gialli di Van Gulik e hanno invitato tutti i figli. No, la nuova versione. Esatto. Ma adesso è che dobbiamo Aspetta, nel programma c'è scritto gli autori Michele Gecele e Nicola Oddati intervistano gli esperti. Quella parte la lascerei proprio, cioè ci salutiamo, insomma, un saluto. E allora domande. Domande, sì. Scambiamoci le domande, sia sul tavolo sia che Esatto, dalle sedie. io direi sì. Forse qualche domanda potrebbe rivolgerla a Daniela. nessuno. Vuole rispondere? Michela Conada. Michela Conada. Sì, la mia protagonista si chiama Ada Hartman, è una berlinese che vive a Catania. Devo dire, appunto, come accennavo ieri, non so per gli altri, io all'inizio avevo dato ad Ada alcune caratteristiche mie, alcune proprio di base. A proposito, anche se in modo assolutamente improprio, del doppio livello di cui parlava prima Massimo Raveri, cioè come dire, una cosa, è banale dirlo, ma io l'ho riscontrato, una cosa è dare delle caratteristiche esteriori a un personaggio, una cosa che ti assomigli davvero poi nel modo di vivere, di reagire, eccetera. Quindi pur avendo delle caratteristiche simili a me, ho poi scoperto che era una persona molto diversa, che è diventata una parte di me, cioè nel senso che adesso sono io che un po' cerco di assomigliarle, quindi c'è un po' un'evoluzione. Tra l'altro, vabbè, così un po' un inciso, questa mattina mi ha mandato un messaggio un'amica che mi presenterà sabato a Rimini, che ha finito adesso il secondo giallo, e mi ha detto è un'Ada diversa rispetto al primo. Io questo l'ho trovato un grandissimo complimento, perché l'idea, secondo me, io questo lo dico da lettrice, più da lettrice psicoterapeuta e psichiatra, quindi che secondo me la letteratura è un'evoluzione, no? Quindi se non c'è una crescita, uno sviluppo anche dei personaggi e possibilmente anche di chi scrive e di chi legge, non ha molto senso. Quindi. Sì. Questa è una domanda diciamo che ovviamente giustamente fanno un po' tutti, perché quando si crea un personaggio che potrebbe essere destinato a essere presente in più libri, in più storie, naturalmente si tende ad avere un fattore di identificazione tra l'autore e il personaggio. Io invece mi identifico di più, diciamo, con i personaggi negativi, gli assassini, quelli che insomma non si comportano granché bene, nel senso che è chiaro che il detective, per quanto possa essere geniale, deve avere qualcosa che gli altri non hanno per arrivare a svelare un mistero, no? Per quanto possano essere portati al bene, cioè a risolvere positivamente per affermare la giustizia, la verità e via dicendo, sono personaggi più noiosi, inevitabilmente. Anche quando li connotiamo
facciamo diventare un po' artisti, come nel caso di Xu Xiaolong, non so se si dice così, che il suo Shen è un poeta, no? Però finiscono per essere un po' più noiosi, mentre sono più divertenti, più misteriosi, più intriganti, quelli che agiscono, come ci veniva suggerito, così brillantemente, immergendosi nella dimensione del male, valicando il confine, decidendo un'azione così forte da valicare il confine. Quindi a me quelli mi piacciono di più, mi identifico di più. Ora, questo non si dovrebbe dire, ma perché siamo in pochi, diciamo. Lo dico. No, io poi dopo diamo la parola all'avvocato Claudio Palmigiano, che magari racconta un po' le cose che abbiamo scritto, perché si è sobbarcato la fatica di leggere, quindi spero anche un po' il piacere. Ma io, questo è il primo romanzo, per ora anche l'unico pubblicato, il secondo è in arrivo, il secondo di questa serie, di questa piccola trilogia che ho immaginato, in arrivo a ottobre. Nel frattempo ci sarà a luglio un piccolo libro di racconti che è tutta un'altra storia, non è un giallo, ecco. Ma io ho voluto scrivere un romanzo poliziesco più o meno classico, poi è chiaro, nel tempo attuale è difficile scrivere solo un romanzo poliziesco e basta, ci sono tante implicazioni, c'è l'implicazione del potere, che è una parte consistente anche della mia biografia, e quindi era interessante per me. Ho fatto politica tanti anni, ho gestito il potere, quindi in qualche modo era giusto parlarne, anche forse in termini critici e autocritici. C'è, diciamo, il mio piccolo escamotage, che è la matematica, che è lo strumento attraverso il quale il detective, che è un matematico, arriva a svelare questo primo caso, accompagnato da un avvocato penalista che è un conoscitore della città di Napoli. Il giallo si svolge a Napoli, mentre l'avvocato è di origini palermitane, il matematico è di origini palermitane, la conosce meno, un tipo un po' ombroso, un po' chiuso in se stesso, quindi c'era bisogno di questa spalla che lo aiutasse, lo conducesse in una città di per sé complicata, misteriosa, esoterica come Napoli, la più esoterica delle città, più di Torino, insomma. Non è casuale che appunto i primi gialli misteriosi siano stati scritti a Napoli, Raimondo Sangro di San Severo e tutte le sue macchine e le sue alchimie sono napoletane. Ecco, quindi c'è questa spalla, però è un romanzo poliziesco, così come lo descriverebbe Borges, no? Quando Borges va a Belgrano, all'Università di Belgrano, e tiene una bellissima lezione sul romanzo poliziesco, dice una cosa interessante, bella, cioè che non esistono generi letterari. E lui è d'accordo con Benedetto Croce, che nell'estetica dice che dire di un libro che è di quel genere o piuttosto di quell'altro è come dire è lì lo scaffale al terzo ripiano con la copertina rossa. Però, dice Borges, tranne che nel caso del romanzo poliziesco. Perché? Perché Edgar Allan Poe, scrivendo I delitti della via Morgue e poi via via gli altri 4 dei 5 bellissimi romanzi, racconti, inventa non solo un genere, ma anche una tipologia di lettore, genera il lettore del romanzo poliziesco. Il lettore del romanzo poliziesco è un tipo un po' strano, che quando comincia a leggere, se tu gli dici, come dice lui, quando Miguel de Cervantes scrive il Don Chisciotte, e il lettore del romanzo poliziesco ad una frase banale che un lettore normale ritiene solo una descrizione, si chiede che cosa ci sia dietro. Che cosa sta dicendo in realtà? Dov'è l'inghippo? E ci deve essere per forza. E quindi chi scrive il romanzo poliziesco in qualche modo scrive ad un lettore che è in sintonia con lui, cioè che immagina fin dalla prima parola, fin dalla prima pagina, che ci sia un mistero da svelare, che non sia solo il racconto di una storia, per quanto bella, significativa, meravigliosa, degna di essere raccontata, no? Come nella letteratura in genere. Ecco, quindi il personaggio del matematico mi somiglia solo per un dato, che io sono appassionato di matematica, e quindi ovviamente ho usato una cosa che conoscevo
per non avere la fatica di studiarne delle altre, più che diciamo. In questo forse sono stato, come dire, anche un po' comodo. Per il resto no, per il resto è uno che non si occupa di politica, me ne sono occupato a lungo, è un bravo ragazzo, diciamo, mi sarebbe piaciuto esserlo, ma ormai quel tema non ci sono riuscito. Ecco. C'è un'altra piccola somiglianza nel fatto che è un musicista, suona la tromba, ma io suono la chitarra, quindi somiglianza, differenza. Per il resto è circondato di belle donne, anche questo purtroppo non è, diciamo, no, non è successo, no. Vabbè, ormai non è avvenuto come doveva essere, ecco, diciamo così, quindi un po' mi somiglia in questi piccoli particolari, ma per il resto è molto diverso. Ecco. No, in realtà una piccola domanda ce l'ho, ma la farei e poi per non essere uccisa posso anche non avere la risposta. Allora, fermo restando che in realtà io rispetto al convegno partirei adesso, cioè nel senso che secondo me l'aspetto interessante partendo dalle relazioni che abbiamo avuto è l'intreccio appunto, cioè il gioco allo specchio fra Oriente e Occidente, no? Come una cosa ha trasformato l'altra e poi è ritornata indietro, eccetera, quindi questo mi sembra l'aspetto più interessante. Però se è così, giusto una battuta, o Lavinia Benedetti o Paolo Magagnin hanno voglia di dire come hanno sentito la relazione di Massimo Raveri, cioè rispetto al giallo cinese, alla visione della morte, ecco, cos'è che vi ha risuonato, cos'è che è molto diverso, se c'è qualche cosa che vi viene da dire, ma potete anche non farlo perché capisco l'orario e quindi... Allora, io dico che indubbiamente l'aspetto culturale e filosofico sta alla base della mia metodologia di ricerca, quindi ovviamente la Cina e il Giappone condividono, infatti il professore ha parlato di un universo culturale, mi sembra come... condividono molti aspetti culturali, ovvio, no? Come è ovvio, quindi l'ho trovata molto affascinante, ovviamente anche la mia base di ricerca, quindi ho trovato un approccio, non mi ha stupito, ecco, non so come dirlo, perché comunque chi si rapporta, lo noto sempre questa cosa, chi si rapporta a questo appunto universo culturale che è l'Estremo Oriente, deve sempre ristrutturare, decostruire, se vogliamo dirla alla Derrida, la testa e ricostruirla, quindi sono aspetti che dobbiamo ovviamente tenere in considerazione. Ecco. Invece quello che mi ha stupito, se mi sposto un attimo, è quanto in verità noi continuiamo a chiamarlo romanzo giallo. È ovvio che anche il mio approccio è di elemento letterario, non di genere, ma quanto il romanzo giallo di oggi cinese in verità faccia molto più riferimento alla propria tradizione rispetto invece a quella matrice occidentale che individuiamo sempre. Interessantissimo, mi è molto piaciuto. Grazie. Beh, io sia personalmente sia nei miei studi non mi sono mai posto problemi con buona pace di Massimo Raveri, spirituali o sul significato spirituale della morte, però quindi cercherò di svicolare abilmente la domanda collegandomi a quello che ha detto Lavinia a proposito del retaggio e del recupero, diciamo, di stilemi, di modelli, di anche un impianto mentale tradizionali nel giallo, o come lo vogliamo chiamare, moderno e soprattutto contemporaneo. Ci sono effettivamente degli autori che riprendono in maniera molto più decisa rispetto ad altri, rispetto anche a quelli degli anni '80, in cui, come ho detto,
ricompaiono un po' i germi, ecco, del genere tradizionale, riprendono in modo più deciso la tradizione cinese in tutte le sue varie forme, non solo appunto una sensibilità che vogliamo vedere come diversa, ma anche la propria tradizione letteraria, la riscrivono, mescolano i generi, prendiamo questa parola con le pinze, tradizionali, ripescano il modo di scrivere di autori cinesi, per esempio appunto il povero Xiao Bai, a cui non ho potuto dedicare lo spazio che avrei voluto, è uno che crea un romanzo da un grande calderone. È stato etichettato come romanzo giallo, ma non lo è un romanzo politico, è un romanzo sentimentale, è un romanzo storico, è anche un romanzo giallo, tra le altre cose. Tutti generi che in Cina, come anche altrove, ma con declinazioni diverse, avevano già una certa tradizione. Lui riprende la parte, l'interpretazione cinese di questi generi. Riscrive anche alcuni autori cinesi, per esempio lui riprende in alcuni passi sembrano proprio delle citazioni vere e proprie, riprende le opere degli autori del periodo che lui descrive. Lui parla della Shanghai degli anni 30 e nella sua scrittura incorpora intere frasi, interi modi espressivi degli scrittori cinesi degli anni 30. In questo senso qui sì, è vero che c'è una ripresa contro la semplice imitazione di modelli occidentali anche nel genere giallo cinese in senso lato, questo sicuramente. Recependo l'invito di Michela, due libri che mi sono venuti in mente dal intervento del professor Raveri e da quello del professor Magagnin. Per il professor Raveri assolutamente la trilogia del male di Costantini, una delle cose più belle scritte in Italia secondo me negli ultimi decenni, e in cui nessun personaggio è completamente positivo, molti sono estremamente negativi, però c'è un continuo incrociarsi, continuo specchiarsi su situazioni diverse tra la Libia da prima della rivoluzione, negli anni, nel momento della rivoluzione di Gheddafi, sino ai giorni nostri, e dall'altra parte degli eventi che succedono a Roma in questi 3 volumi, veramente, secondo me, magici. E dato che si è parlato prima il professor Guagnini di questo obbligo di non avere colpevoli italiani durante il fascismo, in Cina c'è stato l'obbligo di non avere colpevoli cinesi. C'è un libro che quest'anno è stato reso in film e Maurizio Porro, molto manicheista, l'ha stroncato per scelte secondo me ideologiche. Il film non era straordinario, il libro lo è, che è Bambino 44, Tom Rob Smith, e che parla di un militare in carriera nel periodo sovietico che si rende conto che dietro un delitto c'è un serial killer di bambini, solo che non è neanche concepibile in quel momento che ci possa essere all'interno della Russia sovietica un serial killer per cui lui viene mandato al confino e da lì continua ad indagare. Michela Gecele e Nicola Oddati secondo me sono veramente contemporanei, cioè in quello che oggi uno degli aspetti che ho notato di più nella letteratura gialla in senso lato italiana, cioè la territorialità, cioè gli autori che hanno una particolare attenzione verso una città, un'area. Pensate a Camilleri, Piazzese, Michela Gecele per quanto riguarda la Sicilia, Carofiglio in Puglia, Malvaldi dei suoi vecchietti del Barlume in Toscana, Biondillo e Recami a Milano, Manzini in Valle d'Aosta, Oddati a Napoli. Ecco, fra l'altro, oggi come oggi, ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, secondo me sono interessanti anche i personaggi che indagano, perché spesso sono peggio dei criminali stessi. C'è
il commissario, il vicequestore Rocco Schiavone, che sta in Valle d'Aosta, che l'autore è Manzini, e lui è stato confinato perché ne ha fatte di tutti i colori. È un investigatore strepitoso, però quando può cerca di recuperare merce contrabbandata per fare un po' di soldi, e la mattina deve sempre aprire la finestra perché comincia a lavorare fumando spinelli in ufficio. Quindi, insomma, personaggi non proprio tutti d'un pezzo. E, partirei da Michele, appunto, in questo discorso di territorialità. C'è una frase bellissima nei primi due suoi romanzi, I fiumi sotto la città. Fra l'altro probabilmente il personaggio di Ada è scelto per tenere un po', con quella bellissima espressione, della giusta distanza, cioè non proprio una persona completamente catanese, ma che riesce a esaminare quello che succede da una visione un poco distaccata. C'è questa frase, c'è un personaggio che a un certo punto promette di recarsi in un posto per un appuntamento, poi non ci va, e la persona che l'aspettava però le dice con tutta tranquillità: avevo voluto rassicurarla, ha promesso di andare e questo va bene, ma non è che poi deve anche farlo. Questa è veramente una terapia antistressing, forse molto siciliana. Sì, questa è riportata da una situazione reale, naturalmente. Sì, come alcune cose che mi hanno colpito molto. Sì, me l'aveva detto diciamo una persona con cui lavoro, non esattamente un collega, però una volta proprio, ma molto serio, mi aveva detto, dico, ma devo andare per forza, insomma, l'ho promesso. Mi ha guardato e fa, sì, no, ho fatto me, va bene, l'ha promesso, certo, è giusto, però non è che poi è obbligata, insomma. Dico, vabbè. E quindi ho sentito che dietro c'era tutta una filosofia, cioè non era una cosa detta così, c'era proprio dietro una filosofia di vita, quindi... Ma questo però è anche un po' meridionale. Per esempio noi a Napoli, quando prendiamo un appuntamento, no? Diciamo a che ora ci vediamo? Noi diciamo alla via delle, verso, no? Ma verso la mezzo, delle 12:30, che può significare? Verso l'1, verso l'1 - so, chi prima arriva aspetta. Senza troppo impegno, ecco, questo questo è anche un po' Roma. Ecco, diciamo che c'è questa idea che tutto sommato gli impegni non siano poi così, diciamo, netti. Ora, dipende dalle situazioni, sono situazioni in cui bisogna essere precisi e puntuali, ma delle situazioni in cui non è richiesta la puntualità estrema, diciamo così, e quindi ognuno se la prende con la comodità che gli è più congeniale, ma questo è un modo di essere. La serie dei romanzi con protagonista Ada Hartmann ha un sottotitolo Ada, torte e delitti, addirittura torte prima che delitti, il che significa che c'è un grande amore enogastronomico, nel primo di più per le torte, nel secondo ancora di più per l'enologia, e fra l'altro, se vi capiterà di andare a Catania, portatevi i libri di Michela, perché tranne un locale che ha chiuso nel frattempo, in Bari, tutti gli altri sono esistenti e si è veramente invogliate. Fra l'altro c'è anche uno studio, questo dimostra l'amore ancora maggiore della scrittrice, dei vari autori quando hanno parlato di gastronomia, Miss Marple, Marsiglia per i percorsi montagliani, e preparando una cheesecake dice: penso che quasi tutti quei personaggi avevano una passione per il cibo, qualcosa di fortemente fisico e terreno sprigionava da quei testi e da quei personaggi. Com'è questa convivenza tra questi due aspetti? Beh, intanto le torte sono prima dei delitti, perché se uno non mangia, almeno se la glicemia è bassa, non si può investigare, non si può neanche pensare, quindi è fondamentale. E poi vabbè, i due aspetti nei gialli, in molti gialli insomma classici, il cibo è molto presente, una interpretazione così abbastanza facile ma abbastanza diffusa è il collegamento anche qua fra la vita e la morte, no? Il bisogno di qualcosa di molto concreto, di un piacere molto terreno per affrontare qualche cosa che è al confine in realtà, no? Un po' all'estremo della vita, quindi
e sicuramente questo è un aspetto importante. Mi viene da aggiungere, anche se non c'è nel titolo, perché visto che oggi questo è un po' il tema, l'aspetto più orientale o cinese di Ade, che oltre a mangiare molte torte consulta I Ching, anche consulta l'oracolo cinese. Quindi così lo aggiungo come, e spesso le due cose si abbinano, cioè spesso prepara una torta, si rilassa e allora poi consulta I Ching. Quindi. Tra l'altro, come Niccolò Dati sfrutta la sua passione sterminata per la matematica e per la filosofia, qui Michela è psichiatra e psicoterapeuta e ad Hartmann ha questa specializzazione strana, sociologia degli spazi urbani, quindi anche qui c'è un utilizzo delle proprie competenze. Sì, anche se appunto non volevo assolutamente che fosse una psicologa, una psicoterapeuta, sia perché mi sarebbe risultata estremamente noiosa e sia perché sennò l'identificazione diventa eccessiva. Vedo qualcuno che annuisce, veramente no, anzi non è mai andata neanche in terapia, assolutamente, e non ci andrà. Però comunque non poteva appunto essere per esempio una matematica o una fisica o fare qualcosa di cui io non capissi niente, per cui un ambito, soprattutto come terapeuti della Gestalt, gli aspetti sociologici, antropologici sono abbastanza vicini e quindi insomma ho cercato un ambito affine sicuramente. Comunque, caro Gatti, ce n'è anche per i milanesi, perché da una parte c'è il discorso sul non stressarsi, arriviamo quando arriviamo, dall'altra c'è una frase come ingoiò un boccone intero dispiacendosi subito dopo per il mancato piccolo piacere di assaporare il gusto. Questo si fa a Milano, dove c'è molta ulcera perché si mangia in questo modo. Non più. Come? Non più. Io... Perché... No, oltretutto a Milano nell'ultimo, grazie anche all'Expo, stanno arrivando un mucchio di piccoli ristoratori che stanno aprendo piccole botteghe da tutto il territorio italiano. C'è una varietà, una qualità soprattutto che fino a qualche anno fa a Milano non c'era. No, ma io sto parlando dei consumatori, non certo dei locali che ci sono di tutti i tipi. Un altro discorso, secondo me giustissimo, che molte volte ci siamo fatti probabilmente da giovani, è quello sulla mitologia del ricordo. Cioè, quando ricordiamo qualcosa, molte volte il ricordo un po' fa scomparire gli aspetti più negativi e così anche esperienze o persone che dovremmo ricordare negativamente sfumano in positivo. Sì, cosa devo dire? Sì. Sì, certo, c'è l'aspetto, soprattutto il secondo giallo è ambientato negli anni 60 e quindi sicuramente c'è questo gioco fra il presente e il passato che è interessante, insomma, ed è stato tra l'altro anche credo uno dei fili conduttori di oggi, perché a proposito di gioco di specchi è vero, abbiamo parlato di Occidente e Oriente, però poi abbiamo visto che se vediamo la cosa trasversalmente nelle epoche, in realtà ci sono forse più affinità nella stessa epoca in luoghi diversi che non insomma nello stesso luogo in epoche diverse, quindi è un tema credo interessante. In effetti quello dei flashback è un tema sfruttatissimo in modo spesso fascinoso sia nella letteratura che nella cinematografia. Ci sono autori come Mary Higgins Clark o il primo Harlan Coben che hanno fatto la loro fortuna praticamente in ogni romanzo partendo da un flashback. C'è una frase che ora mi serve a collegare i due autori, a parte ringraziare Michela perché ho scoperto bene cos'è lo Chablis, fare una gran figura quando vado in giro. Molte volte, ricordo che ha detto questa cosa, poi ognuno la pensa come vuole, l'avvocato Bongiorno parlando di Sollecito e di Amanda Knox, che spesso quando si comincia un'indagine, e in tanti libri appare questo fatto in modo netto, ci si innamora di una tesi e seguendo quella il grande errore è che le altre si perdono completamente e a quel punto non le puoi recuperare più. Infatti viene detto, il mostro non lo giudicare, bastava un piccolo impulso dato dal regista, da un personaggio, dallo scrittore, per cambiare completamente prospettiva su una figura dall'intreccio sull'intera storia.
Ed è una cosa che spesso appunto si dimentica perché c'è una tesi preconcetta che condiziona tutte le indagini. Sì, questo è una cosa importante che credo l'ho usato per parlare delle indagini, ma ovviamente vale un po' in generale, no? Quando c'è siamo convinti di una tesi è facile poi trovare tutte le dimostrazioni di conseguenza. E questo poi vabbè è anche come dicevi tu prima, no? Rispetto al rapporto dello scrittore di gialli con il lettore, che forse è più stretto rispetto ad altri ambiti, perché come condividere un gioco, questo vale proprio anche per lo scrittore, ma vale anche per il lettore di gialli, no? Che improvvisamente gli dai una direzione, cambia tu. Io da lettrice vedo, no? Ci sono dei momenti in cui quello che sembrava buono diventa cattivo e viceversa, o comunque si modifica completamente lo scenario, quello che era sfondo diventa figura, e quindi è un gioco importante. Sì. Fra l'altro lo si può anche esportare dal giallo. Pensate, primo che mi viene in mente, forse il più bel Primo Campiello, Rosso Vermiglio di Benedetta Cibrario, in cui in questa storia la protagonista alla fine scopre in particolare di quello che è stato il marito, che questa persona era completamente diversa da come l'ha vissuta per tutta la vita. Basta un particolare per capire che tutte le tessere erano fuori posto. No, mi veniva in mente, a proposito, ricollegandomi solo da lettrice a quello che diceva prima Massimo Raveri, mi viene in mente, a proposito di questo tema, un libro che ho letto da poco, lo pronuncio malissimo perché ho smesso di studiare giapponese da un po', comunque Keigo Higashi, non so, qualcosa del genere, e quindi questo libro, che secondo me è meraviglioso perché fa cambiare continuamente prospettiva, è proprio una situazione in cui da una pagina all'altra vedi tutto in modo completamente diverso, cioè c'è un particolare che è interessante, perché all'inizio una persona che poi sarà la vittima sembra, perché poi non sarà così, di aver ucciso un gatto. Questa cosa ha influenzato me, ma credo qualsiasi lettore, dando un giudizio morale preciso comunque della personalità di questa persona, e non ci si rende conto di quanto questo, che è stato messo da un'altra persona, è un racconto che noi leggiamo, un diario, e quindi è un particolare falso che è stato inserito da chi scrive il diario per dare un'idea, e il lettore ci cade completamente. Poi da qui si deparano una serie di altre cose, però è veramente un gioco di atmosfere continue, in cui alla 10ª pagina l'assassino ha confessato, però c'è questo gioco davvero al limite fra il colpevole e chi ricerca la verità vera, perché appunto ricerca il movente del fatto e non il fatto che l'assassino, di chi sia l'assassino. E lì veramente questo gioco è fortissimo. Di Michele Agecere sono usciti 2 volumi. Nel primo Ada Hartmann scopre che le può piacere indagare in I fiumi sotto la città, nella seconda già le piace di più, in questa indagine sul passato che secondo me è struggente, magnifica, è piena anche qui di modifica e di valutazione delle persone, di questa famiglia che è al centro di questo caso, che si chiama La spiaggia dei ricordi morti. Il terzo uscirà forse l'anno prossimo, il quarto è già pronto, quindi adesso stai lavorando sul quinto, insomma. Il quinto c'è l'idea, so. Una piccola notazione stilistica del libro Nicolò Addati che a me piace: i capitoli corti. Fra l'altro ha fatto uno sforzo non indifferente, perché tutti con titolo, molto basta 1, 2, 3, no, invece ogni capitolo ha il suo titolo, così quando si legge prima di andare a dormire dico il capitolo lo devo finire, poi mi trovo un capitolo di 40 pagine e divento pazzo. Invece con i capitoli di Nicolò Addati si può completare. Anche Jeffrey Deaver fa così, per esempio, molto spesso. Allora, io devo dire che per una cosa, per il tutto, per come mi è piaciuto il libro, ma ho un'ammirazione straordinaria per Addati, mi ha stupito, e lo devo dire, perché sia nella presentazione convegno di oggi, sia nella terza di copertina, il suo percorso ha ricoperto diversi incarichi militante politico, incarichi locali, nazionali con la FIGC, la CGIL, il PDS, IDS e il PD. Da che parte stia forse si capisce. Allora uno pensa, questo libro è un giallo anche politico, anche se c'è questa storia in cui
vi posso dire che è l'eterno duello, ma l'ho scoperto solo oggi, tra matematici e acusmatici, però al di là di questo, partendo da questa base, io mai mi sarei aspettato tutto questo tipo di definizione. Allora, qui si parla di un nuovo sindaco che ha intorno a lui vari personaggi che fanno parte della sua organizzazione. Già solamente l'organizzazione è chiamata il Politburo, quindi una prima notazione, quindi come posso dirla, autocritica, così dicendo, esistono anche questo tipo di discorsi. Poi, per citare le caratteristiche di un altro personaggio, generale della finanza in aspettativa e capo di gabinetto, definito dai detrattori Beria. E poi si continua così, perché abbiamo addirittura, ci sono delle frasi, ce n'è per tutti, ce n'è assolutamente per tutti. C'è questa frase... Simpaticamente. Sì, no, ma è coraggiosa, di chi, secondo me anche con un po' di dolore interno, no? Riconosce che ci sono questi aspetti. Il mio interesse principale è azzerare tutto, e dice al suo collaboratore sindaco, trova, se no inventiamo. Un magistrato a un certo punto viene trovato morto, l'avrà scritta lui, non l'avrà scritta lui, questo adesso non ci interessa, però nella lettera che lui lascia prima di suicidarsi oppure no, scrive da magistrato: più che trovare reati, li ho inventati e appiccicati addosso a qualche povero Cristo. Sembra un po' il giudice dell'antologia di Spoon River di De André. E poi ci sono altre due cose, sempre in questo senso, molto significative. Una è di questo avvocato che indaga insieme al matematico e che ha dei contatti anche con la camorra, e uno di questi gli dice, mi ricorda i quacquaracqua di Sciascia: per loro siete un nemico serio, rispettabile. Questo poi non lo posso leggere da napoletano. No come a sti mucusielli che fanno e fiaccolate i cortei e poi so peggio dei camorristi. Questa un'altra frase importante, finché durante gli interrogatori un assessore dice noi siamo l'avanguardia rivoluzionaria, coloro che hanno costruito la teoria e la prassi, coloro che sono in grado di riconnettere ogni parte del tutto. Il commento di Majorana al matematico: si crede un Robespierre o un Lenin. Insomma, chapeau. No, insomma, questo faceva parte di un vissuto, quindi non era particolarmente complicato. Si può dire o non si può dire? Sì, no, vabbè, ma è chiaro che quando un politico sceglie di scrivere un romanzo giallo, un romanzo poliziesco, nel quale fondamentalmente racconta la tipologia del potere, la sua fenomenologia, diciamo così, se vogliamo dire una parola complicata, o comunque semplicemente il suo modo di essere, si scopre. E infatti io spesso, anche pubblicamente, ho detto: badate che in queste cose ci sono due verità. La prima è che, verità per me, la prima è che ho deciso di non fare più politica, che diventa complicato farla dopo, e la seconda è che racconto delle cose che non appiccico a delle persone, ma che descrivono un modo di essere. Non sono fatti specifici, non è detto che avvenga realmente così per tutti. Quello che invece posso affermare è che avviene così in ogni circostanza, anche cambiando, diciamo, i protagonisti, le tipologie, naturalmente lo schema e gli ideali di riferimento. Insomma, il potere va esercitato, ci sarà sempre qualcuno che sarà chiamato ad amministrare la cosa pubblica, è indispensabile che ci sia. È impossibile immaginare una società nella quale non c'è, o per delega, o per conquista, o per forza, l'esercizio, diciamo così,
della gestione della vita delle persone. Diciamo, abbiamo conosciuto nelle tante civiltà, nelle varie epoche, diverse tipologie di potere, diversi sistemi autoritari, sistemi tirannici, abbiamo conosciuto sistemi più o meno democratici, sistemi monarchici, sistemi repubblicani. Cioè, dobbiamo sapere che chi conquista il potere lo conquista, diciamo, con la forza. Ci sono diversi modi di esercitare la forza. I re si prendevano con la forza, con gli eserciti, con la violenza, quello che non gli apparteneva. No? Via via, per fortuna, abbiamo avuto delle sofisticazioni positive, per cui oggi perlomeno bisogna candidarsi. No, candidare significa presentarsi con la toga bianca, quindi teoricamente significa puliti. Poi abbiamo visto, ma non è proprio così, insomma. Però ecco, candidarsi e raccogliere dei voti. Ma ovviamente quando lì c'è scritto da qualche parte, io per esempio scherzo molto con miei amici magistrati che indagano sul voto di scambio e un po' anche li stimolo a dire la verità, dici, ma allora dovreste arrestarci tutti, perché a meno che non siamo segretari del Partito Comunista Cinese, no? Per cui non c'è bisogno di voto di scambio, ci votano tutti perché ci hanno votato, cioè, non hanno alternative, no? Ma in una democrazia senza ideologie forti, senza Weltanschauung, senza visione del mondo, dove siamo più o meno tutti uguali, ci vogliamo più o meno tutti, diciamo più o meno le stesse cose, perché devono votare me o un altro? Cioè, che cosa li ispira? La simpatia? Sì, ma quante persone posso conoscere e mi votano per simpatia? Quante persone posso conoscere e mi votano perché sono più bravo? Come si fa a stabilire che sono più bravo? In che? Prima mi devono votare, poi ci devo andare e poi casomai faccio il bravo. Quando faccio il bravo, poi vedrete che la prossima volta non mi votano più. Per un fatto, diciamo, quasi logico, io lo dico senza... Cioè, il fatto logico è che se... Almeno questo vale molto nel meridione. Se una persona viene da te e ti chiede un favore e tu non glielo fai, tu hai perso il voto. Ma quel favore tu non lo puoi fare. Se vuoi essere una persona onesta e corretta, non lo puoi fare, non è che puoi andare avanti per favore, ma non ti votano. Quindi quando io scherzo e dico, allora, voto di scambio, arrestateci tutti, fate prima, non lo fanno, ma un po' è così. Allora, questo è un po' quello che io descrivo simpaticamente, però adesso io non vorrei banalizzare. Intorno al potere poi si gioca una storia, che è una storia, diciamo così, tutto sommato banale, perché io invece aderisco un po' di più alle idee di Hannah Arendt e penso che il male sia una cosa molto banale. Cioè, in fondo, le persone che fanno del male sono persone normalissime. Cioè, non tutti oltrepassano quella soglia consapevolmente, molto spesso il male è semplicemente più facile da fare e anche un po' più conveniente nell'immediato del bene, nell'immediato. Per esempio, quando uno incontra un giovane camorrista, gli verrebbe da dire, senti, ma chi te lo fa fare? È vero che tu a 18 anni sei straricco, ti puoi comprare la Ferrari, ma poi non ci puoi andare in giro. È vero che potresti avere la più bella casa di Napoli, a Posillipo, ma sei costretto a vivere a Scampia o a chiuderti dentro un bunker, perché sennò ti fanno fuori, no? Eppure lo fa. Perché? Per un fatto banale, perché è obbligato dal suo modo di essere, dalla sua vita, dalla sua tradizione, dalla sua famiglia, dal fatto che non saprebbe fare altro. E che è molto più faticoso andare a trovarsi un lavoro a 500 euro al mese ed essere considerato dagli amici suoi un poveraccio, mentre tutti quanti gli altri seguono la corrente. Quindi, in questo senso, io descrivo una storia nella quale un po' trionfa la banalità del male, cioè il motivo per cui avviene il male non sarà mai così importante da giustificarlo. Cioè, non c'è niente che possa giustificare il fatto che tu togli la vita ad uno, no? Per quanti interessi tu possa avere, è troppo, eppure avviene, e avviene quotidianamente. E poi questa è anche un po' la cosa, in un libro, divertente, diciamo, cioè quella di entrare nelle pieghe di di questi modi di essere, di queste situazioni e cercare, lui lo fa, il mio detective lo fa con la matematica, ma
anche con una buona dose, diciamo così, di intuizione, o se vogliamo, di capacità di proiezione nel futuro, ma lo fa anche grazie all'osservazione dei comportamenti che gli deriva dall'aiuto di questo avvocato, che lo aiuta a capire che cosa avviene, come funziona il potere, come funziona il potere in quella città, in quella situazione, in quel modo di essere. Grazie. Ma credo che, vista l'ora, ora ritiro tutto. No, volevo dire rispetto al tuo libro, vabbè, deformazione professionale ovviamente, quindi è vero che tra l'altro tu a un certo punto lo sostieni anche esplicitamente, quello che hai detto adesso, no? C'è un peccato, hanno sprecato delle cose, delle possibilità, delle potenzialità, insomma non dico ovviamente chi sono i colpevoli o chi non lo è, però secondo me anche nel tuo libro è vero che tu dici questo e lo sostieni, però è un po' più complessa la cosa. Però questo adesso lasciamo... La prima cosa è che in questo metodo deduttivo ci sono delle vere e proprie lezioni universitarie e a risolvere il caso contribuiranno Talete, Pitagora, Euclide e Newton. Finiamo con una frase così spirituale, dopo abbiamo parlato tanto di male. Il protagonista, abbiamo detto, è un matematico, e infatti dice: ho studiato matematica per dare un primato assoluto alla logica. Però più volte nel libro, e anche con risposte piene di dubbi, giustamente, ci si chiede se c'è spazio per Dio. E a un certo punto in una lezione il protagonista dice: incredibilmente la matematica è la branca del sapere che meno entra in conflitto con l'idea di Dio. Sì, no, questo... E poi terminiamo perché è tardissimo. Sì. Allora, questo è un tema di ricerca personale per me. Questo libro è il primo di una trilogia che io chiamo della matematica e del mistero. Il secondo libro si chiama La trappola del gioco, e la teoria matematica che viene utilizzata, corrono parallelamente la mnemotecnica, cioè l'ars memoria di Giordano Bruno, e la teoria dei giochi di Nash, che è morto proprio qualche settimana fa, incredibilmente, in un incidente stradale, lui e la moglie. E nel terzo libro, che si chiama La formula magica, invece, sempre il detective utilizza il percorso che porta dalla termodinamica fino alla relatività generale e dunque alle nuove teorie sull'universo simmetrico parallelo, il nastro di Moebius e tutte, No, sono semplici. Io penso che siano molto, cioè tendo a semplificare, io credo, ecco, questo voglio dire. Perché uso l'escamotage delle lezioni matematiche? Perché ovviamente il lettore non si deve annoiare troppo, cioè cerchiamo di non appallarlo, come diciamo noi, con la matematica, quindi cerco di tradurre tutto questo in delle lezioni molto semplici, perché poi in fondo sono semplici. Le formule sono il modo più semplice per descrivere un procedimento matematico, solo che spesso la formula, come il grafico, crea una barriera, invece allora le parole, però vanno dette con precisione, possono aiutare a superare quella barriera. Allora, detto questo, perché la matematica si avvicina molto a Dio e Dio alla matematica? Ci sono alcuni filosofi matematici o matematici filosofi, diciamo così, che teorizzano che Dio è la matematica, o meglio, la matematica è Dio, cioè è l'unica verità assoluta. Quando noi dimostriamo un teorema, quel teorema è valido per sempre, non può essere messo in discussione, è certo. Può essere aiutato da altri teoremi ad andare oltre, può essere il tassello di un'ulteriore scoperta. Ecco, faccio questo esempio. La relatività, formula della relatività ristretta, non nega la teoria gravitazionale di Newton, la teoria della gravitazione universale, va avanti. La teoria della gravitazione universale di Newton rimane vera, sebbene noi scopriamo che c'è dell'altro, cioè che lo spazio non è fisso, che si piega. Se lo spazio si piega vuol dire che spazio e tempo sono relativi e non più assoluti. C'è un errore in Newton? No, c'è un limite, si è fermato fino a dove lui poteva arrivare. D'altra parte, lui stesso non c'era arrivato poco prima di arrivarci. Anche questo dobbiamo pensare. Che cosa avviene nella mente di un matematico? Studia per anni e non riesce a dimostrare una formula, un teorema, e poi all'improvviso ci riesce. Ora, si dice per Newton la mela, ma non è importante. Il fatto che a un certo punto del suo processo è riuscito a dire una cosa che poi è banalissima, cioè che
le forze si attraggono con una proporzione che è un rapporto fisso, e quindi noi ci attraiamo con la Luna per il quadrato della nostra distanza. Questo vale per i corpi grandi. Per i corpi piccoli funziona ovviamente l'attrazione da parte della forza più grande, perché il quadrato della distanza non può essere in alcun modo, diciamo, colmato. Ecco. Allora, questa è una semplice verità. Ora, una verità matematica è una verità assoluta, quindi una verità assoluta è Dio. Finisco con questo. C'è un matematico austriaco, Gödel, che dimostra l'esistenza di Dio. Io sono ateo, cioè sono ateo, diciamo, non credente, ateo è una parola un po' eccessiva, non ci credo tanto, ecco. Però Gödel dimostra solo 2 teoremi, un matematico incredibile che poi è morto sostanzialmente di fame, cioè nel senso si è lasciato morire di inedia perché aveva paura di mangiare, perché aveva paura che l'avvelenassero, insomma era pieno di fobie. Però questo giovane matematico scopre 2 teoremi, il teorema di completezza e il teorema di incompletezza. Con il teorema di completezza fondamentalmente lui dimostra in maniera assoluta, quindi è un teorema, che per scoprire un teorema c'è bisogno almeno di un assioma valido, che c'è una legge rivelata che ti consente di dimostrare un teorema. Se non parti da quella verità certa, non potrai mai dimostrare un teorema completo. Poi fa una scoperta importantissima. Ora, tutto questo sono libri di formule, poi io lo sintetizzo così, che è del teorema di incompletezza, che però quell'assioma è sempre al di fuori di quel sistema teorico. Cioè non viene da un'altra dimostrazione, non fa mai parte di quella dimostrazione. Ma se questo lo ripetiamo all'infinito, quella verità assoluta, fuori da un'altra verità, che cos'è? Cioè, se esiste sempre un'altra verità assoluta da qualche altra parte, che non siamo noi, in fondo questo è Dio, no? E quindi, come vedete... Ma no, il Dio, questo è il Dio. Però il Dio è sempre un essere assoluto, no, è sempre una verità assoluta, un essere supremo, un essere assoluto, che è al di fuori di noi. Daniela, vuoi chiudere tu? Quindi, niente, non mi rimane che ringraziare tutti quelli che sono qui presenti. Grazie ancora a Daniela Brunelli.